Stockbridge 2024, una corsa verso il riconoscimento dello stoccafisso, da noi noto come baccalà, a patrimonio immateriale UNESCO. Un viaggio alla riscoperta della nostra storia e delle nostre tradizioni, un ponte di culture tra la Norvegia e Bassano del Grappa, con un ricco cartellone di eventi che si terranno in città dal 17 al 19 maggio prossimi, ripercorrendo idealmente quel viaggio che portò il mercante veneziano, il nobile Pietro Querini, nel 1400 a raggiungere le terre del nord. Un naufragio dopo una tremenda tempesta lo condusse alle isole Lofoten, dove conobbe lo stoccafisso, pesce consumato sia fresco che essiccato e salato dagli abitanti del posto. Da buon mercante iniziò a importarlo anche nel nostro Veneto e a Bassano, attraverso il fiume Brenta, che fu principale arteria commerciale dalla Val Brenta a Venezia, si ripercorrerà un pezzo della nostra storia. Connubio, diciamo, zattere e baccalà con la via Querinissima si è congiunto. Quindi riproporremo in questi 3 giorni il percorso del Querini con la zattera, portando i 50 stoccafissi che aveva procurato nelle isole Lofoten. Perché Bassano? Perché Bassano alla fine è al centro di tutto, cioè nel senso è al centro fra la Lapponia e l'Africa, è al centro fra le Dolomiti e Venezia. Quindi la storia del legname, che stiamo parlando di 500 anni di storia, e del baccalà, è proprio perfetto per Bassano. Quindi portiamo anche un turismo molto particolare, culturale, a Bassano, che era il porto più grande che c'era nel Brenta. Quindi ricollochiamo Bassano nel suo punto storico fondamentale.